lo sport. Qua l'emozione, perdonatemi, ma è un pochettino più alta, avendo fatto 5 anni da assessore allo sport. E 5 anni in cui per 2 anni e mezzo non si è potuto fare quasi niente. E allora quello che chiamo con grande voglia, con grande speranza, è quello di poter organizzare la festa dello sport e di riportare il torneo dei borghi a Cervignano. L'abbiamo dovuto interrompere, era una manifestazione che coinvolgeva tutta la città, una manifestazione in cui i cittadini di Cervignano prendevano possesso delle palestre, delle piazze, delle vie. I mesi estivi erano belli, dai, non si può dire altro, belli. Speriamo di poter tornare a fare. Tanti sono gli interventi anche nelle strutture. Penso ai nuovi campi di allenamento dell'impianto del calcio, alla nuova tribuna nell'impianto di calcio della Rosa in via Capoia, l'ampliamento del grado del numero degli spettatori presenti al Palazzetto dello Sport. Abbiamo partecipato innanzitutto a un bando sempre all'interno del PNRR per la rigenerazione, per posizionare i pannelli fotovoltaici sul tetto del palazzetto. Siamo in attesa dell'esito naturalmente, speriamo che vada bene. Quello è un intervento naturalmente importante, ma un altro intervento per il quale il progetto è pronto, il progetto è anche qua nel cassetto, stiamo solo aspettando che esca il bando giusto per poterlo presentare. È un progetto che rivisita il nostro Palazzetto dello Sport e consentirà di organizzare eventi a carattere nazionale e internazionale, perché sebbene ci siano numerosi posti, la capienza sulle carte è molto più bassa di quella che effettivamente potrebbe essere. Abbiamo trovato quali sono gli interventi da fare, le modifiche al nostro impianto per poterlo migliorare e ospitare eventi importanti. E poi ci sono naturalmente le strutture di Muscoli, la struttura di Strassoldo, e stiamo aspettando l'uscita quest'anno del bando Periferie Sport per un altro intervento molto atteso nel mondo dello sport, che è il nuovo impianto di illuminazione per il campo di baseball, che è l'ultima cosa che manca per poter poi portare anche allo scudetto a questo punto, perché abbiamo la squadra in Serie A, Cervignano è in Serie A di baseball. Questo è per dimostrare che esistono società sportive di valore. Naturalmente ho citato il baseball, ma dovrei citarle tutte. Cito loro perché hanno raggiunto un traguardo storico. Mi è capitato di ricordare che 2 anni fa, nella prima esperienza in Serie A, abbiamo dovuto giocare fino all'ultima partita per salvarci naturalmente, perché il campionato bisognava conoscerlo. È venuto a giocare la partita decisiva a Cervignano-Roma, e quindi nel diamante di Cervignano, Cervignano-Roma si sono scontrati, e grazie alla vittoria di Cervignano siamo rimasti in Serie A. Questo, permettetemi, ma guardando la partita da fuori è stato un grande orgoglio.